Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di Veneto in pillole, una rubrica di Veneto Globe che vuole far conoscere le risorse che la nostra regione ci offre. Oggi andremo a visitare il centro commerciale Conè di Conegliano. Lei è Marta, io sono Elisa e insieme vi accompagneremo durante questa avventura. Siamo in compagnia di Alessandro Cerato, direttore del centro commerciale Conè, che ha compiuto 5 anni lo scorso 25 novembre ed è un centro commerciale che attira molti coneglianesi ma anche molta gente da fuori perché, diciamocelo, fare shopping non passa mai di moda. Buongiorno Alessandro, grazie per averci aperto le porte del suo ufficio e per averci dedicato un po' del suo tempo. Abbiamo qualche domanda per lei. Allora, dall'apertura ad oggi, come si è evoluto il centro commerciale Conè? Ciao, buongiorno a tutti. Intanto piacere di avervi qui oggi. Diciamo che il centro commerciale si è evoluto sia in termini di servizi e punti vendita rispetto a quello che era la fase di apertura, che ha visto un periodo di lancio e di assestamento per alcune catene che hanno aperto anche successivamente alla data prevista dell'apertura. E l'evoluzione quindi è stata sia all'interno, quindi strutturale, diciamo così, sia anche in termini di affluenze e di gradimento della clientela, quindi la popolazione coneglianese e non solo diciamo, ha iniziato con il tempo ad apprezzare la nostra galleria e le nostre proposte di shopping e questo ha aiutato con gli anni a far crescere il centro e diciamo così anche a maturare nell'esperienza di offerta, insomma. Unito a questo c'è stato anche una crescita di quello che sono le attività di eventi rivolte alla clientela e che fossero, diciamo così, ben mirate e centrate con il territorio, insomma. Parliamo allora di eventi, visto che ha tirato fuori l'argomento. Quanto sono importanti gli eventi per il centro commerciale Conè e per i suoi clienti e perché? Perché riteniamo che il centro commerciale non sia solo un luogo di shopping fine a se stesso, ma che sia diventato negli ultimi decenni, diciamo così, un luogo di aggregazione, le nuove piazze, e quindi diciamo che il centro in qualche modo ha una sorta di responsabilità, chiamiamola, di sfruttare al meglio le potenzialità e gli spazi che ha a disposizione, visto appunto l'opportunità di essere in un territorio. Lo slogan che viene utilizzato dal nostro gruppo che ha centri commerciali un po' in tutta Italia è quello di spazi da vivere, e in questo senso noi cogliamo il termine, quindi andiamo sempre di più a proporre eventi che siano coinvolgenti e che diciamo sviluppino anche un tema che non sia necessariamente solo ludico, ma anche, perché no, educativo, coinvolgente per le famiglie, per i più piccoli, anche per i teenager, e quindi in questo senso c'è un lavoro dietro di sviluppo di attività che coinvolgono anche più attori, quindi non è strettamente diciamo così l'ingaggio di un'agenzia che propone un'attività, ma un insieme collaterale di attività, come per esempio uno dei tanti eventi didattici creati all'interno del centro commerciale solitamente nel periodo che anticipa la Pasqua. Rappresenta appunto l'essenza di questo, quindi allestimenti in galleria che richiamano argomenti storici, scientifici, uniti a laboratori educativi didattici che hanno coinvolto le scuole e famiglie, eccetera, insomma, ecco qui. Aldo Montano è stata un'attività, in questo caso rivolta allo sport e legata a uno dei nostri anniversari che abbiamo fatto in passato,
Anche questo si è trattato sì di avere ospite un personaggio di rilievo dello sport italiano e un'eccellenza nella sua come dire, disciplina, ma che fosse anche, diciamo, un volto noto televisivo. Abbiamo unito questo anche a un contorno sportivo in cui c'erano testimoni dal mondo paraolimpico, con una serie di conferenze collegate anche alla partecipazione di Sky attraverso alcuni servizi televisivi. Quindi anche questo è un po' un modo per dare un valore all'attività che facciamo, ma trasferire questo valore anche al cliente, che possa apprezzare dei contenuti di un certo tipo, insomma, ecco. Quello che noi cerchiamo di fare è di in qualche modo migliorare, visto che ci riteniamo un punto di aggregazione, migliorare quello che sono anche i servizi, quindi casomai aggiungere in futuro servizi per le famiglie di accoglienza per bambini neonati, quindi le classiche aree allattamento per esempio. Ecco, casomai andare a sviluppare un po' di più questa parte, perché credo che appunto sia questa l'evoluzione, cioè mentre lo shopping, i beni tangibili siano, diciamo così, in qualche modo più a responsabilità dei singoli punti vendita che sono all'interno, noi come struttura aggregata abbiamo in qualche modo, diciamo così, la responsabilità di far vivere al meglio la struttura di contorno, e quindi i servizi sono, secondo me, il nodo centrale. Ci dica un po' quali saranno i prossimi appuntamenti. Allora, i prossimi appuntamenti saranno in parte prettamente natalizi, perché ci avviciniamo al Natale, quindi con animazioni tipicamente natalizie, con animatori vestiti in costume che andranno un po' a coinvolgere i clienti in galleria, e stiamo preparando poco prima del Natale anche un evento, definiamolo così, un po' corale, nel senso che coinvolgeremo dei youtubers, questi fenomeni del web, che sono seguiti da migliaia di persone e che, diciamo così, gli utenti non hanno la possibilità di vedere in carne ed ossa, ma lo potranno fare perché saranno ospiti qui nel centro commerciale e avranno, diciamo così, la possibilità di un confronto diretto di persona, quindi farsi foto, autografi, eccetera, insomma. Invece a livello di future aperture cosa avverrà? Ma allora, molto probabilmente ci saranno nuove aperture o qualche cambiamento nel corso del 2016, ancora non possiamo rivelare nulla. Un tassello importante da sottolineare è stata l'apertura all'esterno nel parcheggio del nuovo distributore a marchio Enercop, una struttura, diciamo così, ambiziosa, sviluppata, un progetto sviluppato da Coppa Adriatica, in cui diciamo così il fattore prezzo è molto importante, quindi un ingresso nel territorio con una concorrenza importante, ma comunque con una leva prezzo interessante, quindi questo sicuramente è un beneficio per il cliente, ma anche una struttura, a mio avviso, diciamo così, grande e fruibile rispetto alle altre classiche strutture distributori di benzina del territorio, insomma, quindi con anche probabilmente nel futuro benefici sia per i soci che per i clienti, insomma. Passiamo all'ultima domanda. Come direttore, qual è il suo augurio per il centro commerciale Conè? L'augurio è che comunque il centro commerciale non si fermi qui, nonostante siano state fatte tante attività e tante cose, ma che continui il suo percorso, un percorso di crescita dovuta alla proposta di eventi sempre nuovi e soprattutto di attenzione al territorio, nel senso che il centro commerciale deve essere ben calato nel territorio ed evolversi di pari passo, quindi assecondare un po' le esigenze del cliente, anche se cambiano nel tempo. Quindi
non rimanere fermi, ecco, questo è l'augurio importante, che comunque sia sempre di soddisfazione per tutti, ecco. Grazie per averci seguito in questo primo appuntamento di Veneto in pillole e continuate a seguirci per scoprire dove vi accompagneremo la prossima volta. Un caro saluto da Elisa e da Marta.